Saluto le autorità militari, civili e voi cari cittadini e care cittadine. Oggi celebriamo l'80° anno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Una data che non è solo una ricorrenza, ma è la radice stessa della nostra Repubblica democratica, del nostro vivere civile, del nostro impegno quotidiano. È un processo che non si è esaurito nel 1945, anzi, 80 anni fa c'è stato un passaggio di testimone, dai partigiani a noi, che abbiamo il privilegio di vivere in democrazia. I valori insiti nella Resistenza e celebrati oggi in una festa, quella della liberazione, sono un'eredità da custodire, da vivere, da rinnovare ogni giorno, nel nostro lavoro, nei nostri rapporti sociali, nella nostra vita politica. È una responsabilità che ci interpella ogni giorno sulle scelte politiche, sociali, culturali che compiamo. La lotta partigiana che portò il 25 aprile 1945 fu il processo in cui l'Italia scelse di alzarsi in piedi, di dire basta alla dittatura fascista, all'occupazione militare, alla guerra, scelse la libertà, la dignità, l'uguaglianza, la pace. Sì, la pace. E lo fece con coraggio di donne e uomini che spesso avevano solo la forza delle idee e quella straordinaria determinazione che nasce dal desiderio di un futuro diverso. Anche la Sardegna, isola apparentemente distante dai principali teatri della lotta partigiana, diede un contributo fondamentale alla Resistenza. Ricordiamo ad esempio nomi come quelli di Antonio Mereu, partigiano Attila, classe 1920 di Nuoro, ucciso nel 1944 dai tedeschi, o il partigiano di Orani, Piero Borrozzu, o il mitico partigiano Geppe, al secolo Nino Garau, che ha contribuito alla liberazione di Spilamberto, in provincia di Modena, o ancora Jaime Pintor, che contribuì alla difesa di Roma l'indomani dell'8 settembre del 1943. Furono tanti le donne e gli uomini sardi, sia civili che militari, che sostennero la Resistenza, tenendo viva la rete della solidarietà e del coraggio. Perché non bisogna dimenticare che la Resistenza non fu solo guerra, fu risveglio delle coscienze. Insieme a Gramsci, un altro gigante sardo della coscienza antifascista fu Emilio Lussu, che come suo concittadino di Ghilarza visse l'esperienza della prigionia fascista, con lo sguardo di chi aveva intuito in tempi non sospetti la necessità della ribellione morale e politica. Nel suo libro Marcia su Roma e dintorni, Lussu ci ha lasciato una testimonianza coraggiosa della nascita del regime e del dovere di opporsi. La resistenza non è un'azione che si fa in un momento preciso, è una condizione della coscienza che rimane viva anche quando tutto sembra perduto. In questo 25 aprile desidero anche rivolgere un pensiero commosso a Papa Francesco. In tutto il suo magistero la parola che ha utilizzato di più è pace. Pace, un valore fondamentale della liberazione della nostra Repubblica, un valore che quasi quotidianamente viene messo purtroppo in discussione e che invece noi oggi e sempre abbiamo il dovere di difendere e ribadire. Papa Francesco ha detto che ogni guerra è una sconfitta una sconfitta dell'umanità. Ricordiamocelo ogni giorno. Difendere la memoria della Resistenza significa anche contrastare con fermezza ogni rigurgito di fascismo, ogni forma di odio, razzismo, violenza politica. Significa impegnarsi perché la Costituzione nata da quella lotta sia pienamente attuata, soprattutto nei suoi principi più profondi. Il lavoro come fondamento della Repubblica, l'uguaglianza sostanziale, la libertà come orizzonte, la pace come valore supremo. Per noi sardi significa lavorare perché la nostra terra sia parte attiva di questo processo di liberazione, dalla povertà, dalla marginalità, dalle disuguaglianze, perché la Sardegna non sia solo luogo di memoria, ma anche laboratorio di giustizia sociale, di partecipazione democratica, di progresso. 80 anni fa l'Italia seppe scegliere e lo fece grazie a donne e uomini che seppero dire no, anche quando il prezzo era altissimo. Il nostro compito oggi è continuare a scegliere ogni giorno la parte giusta della storia. Viva il 25 aprile, viva la Sardegna antifascista, viva la Repubblica.